Il carico da 11 arriva a fine mattinata con i volontari scesi dal Monte Rua. Blocchi di polistirolo e altro materiale edilizio recuperato sulla strada che sale all'Eremo. Tanto sporco, la gente è maleducata, tante bottiglie di vetro e tante lattine di birra. Sporco, tanto sporco, abbiamo fatto un paio di sacchi. C'è tanto da fare, bisogna farlo più spesso, bisognerebbe che tutti, soprattutto io ho trovato che i ciclisti sono quelli che gettano più, perché si trovano più bottigliette, pacchetti di sigarette, bottiglie di birra sono le cose più, bottiglie di plastica, di vetro da birra e pacchetti di sigarette. A pochi chilometri di distanza, nella Torreglia di Pianura, incontriamo due donne che con grande attenzione stanno ripulendo il fosso a bordo della strada per Montegrotto. Davanti alle case abbiamo trovato pulito perché vuol dire che puliscono, scopano e non ci sono immondizie. Però il più è quelli che passano per le strade con le auto che lanciano fuori dai finestrini. Moltissime bottigliette di acqua oppure le cose che bevono i ciclisti, integratori, scatolette di tonno, troviamo tappeti delle macchine, indumenti, resti di cibo. Puliamo Torreglia, sesta edizione, ha schierato le forze migliori del suo volontariato insieme ai cittadini con il patrocinio del comune, dell'ente Parco Colli e la collaborazione di Etra che ha fornito giubbini, guanti, pinze e sacchi e ha poi smaltito i rifiuti raccolti. Obiettivo: ripulire le strade, i sentieri e i boschi della località Eugania, il cui territorio è purtroppo deturpato da ecovandali che lasciano o gettano rifiuti dalle auto o dai camion. Faremo intervenire comunque la polizia locale a fare frequenti controlli come abbiamo fatto in passato e sanzioneremo anche chi lascerà rifiuti all'interno del nostro territorio. La raccomandazione è proprio quella anche per i privati che sono proprietari di aree boschive che magari non vengono più manutentate come un tempo, è proprio quella di tenere controllate le proprie aree, anche perché la responsabilità diversamente rischia di ricadere proprio sui proprietari che colpa non ne hanno.